Ma ciao a tutti amici da Napoli l'87. Non ho più parole per giudicare questa squadra, ragazzi. Che devo dire? Che vi devo dire? Sempre le solite cose. Un Bakayoko che sembra un morto vivente, che cammina in mezzo al campo. La difesa non ne parliamo. Abbiamo una difesa scandalosa. Oggi abbiamo preso 4 gol e non possiamo dare colpa al portiere. Perché se non era per Meret questa partita finiva anche se a 2 finiva. Anche se a 2. Non possiamo giocare sui giocatori individuali, sulla qualità dei giocatori come Zelinski, Politano o Insigne e trovare la giocata e il gol. Perché Zelinski oggi ha segnato e ha fatto quello che doveva fare Osimhen, che ha toccato appena 2 palle, dove uno ha fatto quasi un assist per il gol dell'Atalanta. Ragazzi, avete visto chi ha segnato? Zelinski ha fatto la prima punta sul gol, ha fatto l'inserimento e ha fatto il gol. Osimhen non è stato capace di fare un tiro in porta, ma è scandaloso sta attaccante. Per non parlare della fase difensiva, dove sono venuti i gol dell'Atalanta, prima di Zapata e poi di Muriel. Di Lorenzo, fai schifo, non si può Napoli, fai schifo, Mario Rui, non ne parliamo proprio, siete una chiave, Rachmani, Maximovic, una difesa di merda abbiamo, una difesa di merda, che cazzo, ma dove mia? Ma voi state ancora sperando nella Champions League, ma dove? Ma veramente state pensando che il Milan ha la rosa meno competitiva della nostra? Avete sbagliato, perché il Milan è più forte di noi. Se siete competitivi di calcio, se sapete di calcio, non andate a dire che questo Napoli è una squadra, una rosa da terzo posto, perché non capite un cazzo. Non è così, perché questo Napoli non è da terzo posto. Acquisti sbagliati, Lobotka, Bakayoko, Osimhen, Rachmani, lo stesso Maximovic che l'ha rinnovato ed è restato. Ma dove vuoi andare? Elmas che ha toccato un pallone tutta la partita. Ma dove vuoi andare? Dove? Pensi di andare in Champions League? Con cazzo che ci vai? In Europa League c'è tanto se ci vai. E questa è la realtà. E ora voglio vedere se giochiamo così col Granata ce ne pigliamo a 3 di pallone. Forse no perché giochi in casa. Ma tu non passi se giochi così. Tu non passi. L'Atalanta oggi t'ha messo e contro coglione in capo t'ha messo. Da fatto capire niente. Ha meritato di vincere. Ha meritato di vincere. Facciamo schifo cazzo, facciamo. Porca puttana. Meretta ha salvato 4-5, anzi 4 gol ce l'hanno fatto. Ha salvato 5-6 gol. Poteva finire 6-2 sta partita. Mamma mia, mamma mia Osimhen, ma che attaccante scandaloso. Gioca meglio Petagna quando c'è che Osimhen. Madonna lo Carmen. Tutti quanti date contro il presidente. Giunto li fa cagare perché anche il presidente do la colpa a tutte e due, perché tu quando spendi tanti soldi, perché poi non possiamo parlare che il presidente non ha spesi i soldi, l'ha spesi, però l'ha spesi male, perché mi va a prendere giocatori che non valgono, che non rendano, giocatori che non sono da Napoli. Quando mi porti un Lobotka con 25 milioni, un Osimhen con 80 milioni, ma vedete il mercato intelligente che fa l'Atalanta? Ti porta Miranchuk con 10 milioni, Muriel che ha pagato una cazzata. Cioè, la differenza, la vedete o no? Ma che facciamo, ma siamo proprio scandalosi, sì, ma abbiamo fatto in tutta la partita 2 tiri in porta, scandalosi, fate schifo tutto quanto. Non meritiamo la Champions. Anzi, questi giocatori non meritano noi tifosi del Napoli, non ci meritano. Non ci meritano, siamo una squadra scandalosa, cominciando da tutti. Si salva Meret, secondo me si salva il portiere e poi la difesa di merda. Fabian Ruiz ha fatto schifo, Bakayoko ha fatto schifo, Zelinski è l'unico che si salva per il gol. Poi la prestazione non è che abbia fatto pure lui chissà cosa, solo il gol lo salva. Perché quelle cose lì le doveva fare Osimhen, non certo ti aspetti il gol da Zelinski, è l'attaccante che ha da segnare. Però segna il giocatore di qualità, che è Zelinski, non Osimhen. Poi Insigne è entrato, che ha fatto pure Insigne, nu cazzo, sim scandalosi, ha dato un basta, non ne posso più. E niente, voglio fatemi sapere voi cosa ne pensate, non ce la faccio più, tengo figo da mare, con questo è tutto.
Buonasera a tutti amici, da Napoli il 87 e come sempre voglio, forza Napolese.